Bandiere delle Pro Loco di tutta la regione, cartelli con la scritta "Io sono un volontario, non un assassino". Il corteo silenzioso delle Pro Loco, una volta raggiunto Campo Santomà, ha incontrato il governatore Luca Zaia per consegnare nelle sue mani le 10.000 firme contro la situazione normativa nella quale operano le associazioni di volontariato. È un appello accorato affinché il disastro di Refrontolo non diventi motivo di una caccia alle streghe. Dopo la tragedia del Molinetto della Croda dell'agosto 2014, in cui morirono 4 persone, sulle spalle della Pro Loco grava una causa di 2,5 milioni di euro e per il presidente Walter Scapol, presente anche lui alla manifestazione, grava l'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. E per lui è partita una richiesta di rinvio a giudizio che lo vedrà a settembre davanti al giudice delle indagini preliminari. Piena la solidarietà del governatore. Questa situazione non è più tollerabile. Io sono venuto per questo in piazza, per ringraziarvi e per dire che questo principio non passerà per quel che ci riguarda. Noi vi diamo assistenza legale su questa partita, perché non esiste che perdiamo... La burocrazia, i processi, non vede l'ora che finisca tutto? Sì, diciamo, non vorrei parlarne, spero solo che finisca il più presto e si risolva nel migliore dei modi, ecco, solo quello. Rimane il dolore? Beh, sicuramente sì, perché io non dimentico che ho perso anche un consigliere in quella manifestazione là, cioè, sono morte altre 3 persone, sì, è stata una tragedia difficile da dimenticare che ti segna per tutta la vita. Queste firme serviranno a cambiare le cose secondo lei? Ma non so se serviranno, ma noi dobbiamo lottare e cercare che le cose cambino, perché così noi non possiamo andare avanti. C'è troppa burocrazia, noi vogliamo la sicurezza nelle nostre manifestazioni, vogliamo rispettare le regole, ma vogliamo regole certe che oggi non ci sono.